Il Palio si avvicina, 10 giorni alle gare, molto meno alla presentazione. Sì, inizieremo davvero tra pochissimo, sabato 29 alle 18, con la presentazione ufficiale di questa 44esima edizione del Palio, e quindi, come vedete alle mie spalle, i preparativi stanno andando avanti, fervono i lavori e siamo pronti per quello che è davvero l'antipasto, il taglio del nastro di questa manifestazione. Fervono infatti i lavori in Piazza Maggiore. La città si accinge ad accogliere il primo atto della manifestazione più importante dell'anno, con i 4 quartieri pronti a tifare nella prima sfida. Sabato a darsi battaglia saranno sbandieratori e tamburini, giudicati da una commissione esterna appositamente convocata per aggiudicare la vittoria. La competizione tra i 4 gruppi sbandieratori e tamburini dei quartieri, che sono composti da ragazzi giovani che si allenano tutto l'anno per arrivare pronti a questo momento, un momento per noi particolarmente importante, intenso e sentito da tutta la città. Portoria, Duomo, Castello o Santo Stefano? Chi vincerà la prima sfida fatta di lanci spettacolari di bandiere e rullo di tamburi, ma soprattutto chi vincerà il palio dopo le 4 gare del weekend successivo? Dopo la vittoria del Duomo un anno fa, a chi andrà il drappo che verrà presentato questo sabato? Un drappo dipinto da un artista di vasto richiamo popolare. Viene svelato il drappo all'inizio della gara degli sbandieratori, perché abbiamo voluto proprio dedicare questo momento a chi vive il Palio durante tutto l'anno. L'autore del drappo è Altan, celebre vignettista e disegnatore satirico, che credo abbia interpretato al meglio i sentimenti del Palio e il suo radicamento alla nostra città. E non voglio dire altro, però aspetto tutti quanti sabato 29 alle 8:30 per lo svelamento del drappo.